Una cosa che mi ha intenerito di Tajoli era che ha cominciato proprio senza nessuna possibilità. Pensate che ha cominciato a cantare, il primo concorsino lo vinse a Milano in una cosa per dilettanti, aveva 12 anni, no? E gli regalarono 2 lire e un paio di pantaloni. Pensate allora che cos'era proprio questa specie di cosa di concorso. E poi dopo di lì trovò un operaio che arrivò su e gli disse: guarda che tu devi continuare questa carriera, perché è una voce così bella, così grande, che devi continuare. E lui continuava invece a fare piccoli mestieri per cercare di sopravvivere. Questo è tornato alla carica, dopo 2 mesi ha detto: sei matto, è la tua vita, è il tuo mestiere, continua a farlo. E di lì Tajoli cominciò a farlo, fino a che si trovò un funzionario. Lui molte volte, diciamo la verità, giù la maschera qualche volta, l'abbiamo un pochino pungolato, dicendo: beh, lui in fondo con la situazione di salute difficile che si trovava, forse certe volte si è un po' appoggiato a questa cosa per cercare di avere più consensi. Posso dire una cosa? A proposito, io ho fatto una tournée con lui in Canada ultimamente, negli ultimi periodi, ed è stato eccezionale. Vero? Una voce meravigliosa fino all'ultimo. Sì. E devo dire che non era affatto vero. Pensate, fu il contrario. Ci fu un funzionario, ed è vero, un funzionario che gli disse, me lo sono scritto perché era troppo cosa, dice: lei non potrà cantare diciamo in radio, in televisione, deve comprendere la realtà invalicabile di cui lei purtroppo è. Vi rendete conto? Delle cose di questo genere succedevano. Per fortuna che molte cose sono peggiorate, ma tante sono migliorate. Emanuela Villa, Alba sul mare. Grazie. L'immensa distesa del mare scintilla di 1000 colori, e l'alba che torna a portare il saluto alla vita. La volta del cielo s'ammanta d'un candido velo, l'onda placida lieve mormora la più bella canzone del mare. Porti chi viene e chi va sulle spiagge, ritorna l'amore, s'affaccia una donna a guardare con ansia l'azzurro del mar, prega gli angeli, tutti gli angeli, per la vita del suo marinar. La
Manuela Villa!